Buonasera e ben trovati a Screenshot. Oggi siamo all'interno di una palestra, le palestre che da 7 mesi sono ferme, li vedete qui, gli attrezzi aspettano i clienti dall'ottobre scorso, da allora non vengono più praticamente utilizzati, però adesso c'è una speranza, un segnale in fondo al tunnel, perché il governo ha deciso dal 24 maggio al chiuso ci si potrà allenare di nuovo in palestra e queste strutture, come vediamo, hanno sempre fatto di tutto per rispettare le norme di sicurezza anti-Covid, eppure questo non è bastato. Noi oggi siamo alla palestra Askesis di Fontanafredda, ospiti di Mario Bolognesi, che è il titolare e che da tempo ha dato vita a una sorta di protesta, però sempre in modo regolare, tenendo chiusa l'attività, però facendo sentire anche la propria voce nel corso di questi mesi. Oggi finalmente, Bolognesi, c'è una data. State per ripartire, questi attrezzi vedranno finalmente di nuovi clienti dal 24 maggio. Era ora. Era ora sì, però sembra anche questa una presa un po' per i fondelli, detta in maniera educata, perché ci ha anticipato di una settimana, cosa che cambia veramente poco. L'apertura poteva essere fatta in tempi come i locali che hanno fatto i bar e i ristoranti vari. All'interno delle palestre ho ripetuto migliaia di volte, i contagi non ci sono mai stati, i presidi ci sono, la sanificazione è stata fatta. Qui il problema più grande rimane e rimarrà sempre che rimborsi e ristori, a parte quello che già ho detto più volte, 6.850 euro se non ricordo male, i 1.400 della regione arrivati in data 18 novembre, dopodiché noi non abbiamo più visto un ristoro e un contributo da parte dello Stato. Questa è un'attività imprenditoriale. Noi abbiamo messo i nostri risparmi, le nostre risorse e nessuno ci ha preso in considerazione. Gli unici che ci hanno dato un po' di considerazione, e ringrazio, sono le reti locali come voi che più volte ci avete sostenuto. Adesso il problema a ripartire è che comunque io in questo momento devo fatturare. Sì, perché naturalmente ci sono dei dipendenti, questo è un esempio, questa è una palestra, ma ce ne sono tante altre sparse nel nostro Friuli Venezia Giulia che soffrono degli stessi problemi. Ci sono i dipendenti in cassa integrazione, ci sono i mancati incassi. In cassa integrazione fortunatamente no, perché Magari qui no, ma in altre realtà sicuramente sì. Oltretutto quelli non so neanche se hanno preso la cassa integrazione, perché neanche i collaboratori che ho io hanno preso ristori, dallo sport, né dall'INPS, né da nessuno. Per cui hanno dovuto cercarsi un altro posto di lavoro. Io adesso parto sotto organico, vuol dire che dovrò stare qua io 10-12 ore al giorno. Allora, cerchiamo di ricordare intanto e di spiegare anche come sarà la ripartenza. Ecco, quali sono le regole, i protocolli con i quali voi dovete ripartire? Ma come abbiamo fatto a marzo su appuntamento, quindi i clienti manderanno un messaggio oppure verranno qui a prenotarsi, l'allenamento dura un'ora e mezza, la capienza in metri quadri tecnicamente sarebbe di 50 persone, noi per un senso di civiltà e responsabilità ne facciamo entrare 20-25 al massimo, quindi già all'epoca potevo farne entrare 50, ho ridotto io personalmente a 20-25, per cui qui lo spazio c'è, la metratura c'è e non capisco qual è il motivo per cui io comunque ho dovuto fare questo sacrificio e dovrò farne altrettanti. Io ho dei clienti che fortunatamente mi sostengono, però questo non vuol dire che tutti i clienti mi sostengono. Se io ad oggi non incomincio a fatturare, è meglio che resto chiuso. Quant'è il segno meno perso in quest'anno di pandemia? Ma io a spanne, guarda, siamo intorno ai 200.000 euro, quasi sicuramente. Io ho perso un anno di attività. La fortuna mia, ripeto, che non ho mai pagato l'affitto fino ad oggi, perché la proprietaria veramente mi è venuta incontro, una signora spettacolare, che si è preoccupata addirittura di sapere come stavamo noi. Quindi più di questo adesso però devo ricominciare a pagarlo. Assolutamente. Allora i clienti arriveranno, potranno andare all'attrezzo, veniamo qui anche, vediamo, ci sono gli attrezzi, c'è il gel naturalmente, certo. E come funzionerà insomma alla fine di ogni esercizio, poi bisognerà sanificare? Noi abbiamo i disinfettanti, adesso qui c'è uno, ma su ogni angolo ci sono i disinfettanti con i rotoli di carta, finito l'allenamento disinfettano l'attrezzo e può arrivare un altro cliente, chiaramente mantenendo sempre la distanza come è stato fatto fino ad oggi. Ecco, sono spese anche queste perché anche la sanificazione comporta dei costi. Sicuramente io la sanificazione oltretutto l'avevo fatta a ottobre, il 15 ottobre, adesso vado a memoria, anzi deve esserci un cartello da qualche parte, per cui anche quella fatta 2 volte la sanificazione. Io ad oggi la sanificazione non la rifaccio un'altra volta, perché per me è un costo. Continuo a sanificare, continuo a munirmi, poi magari a settembre mi richiudo di nuovo.
Qui bisogna trovare un provvedimento serio, il governo qui non ha fatto niente, oltre promesse, ma un po' tutti anche i presidenti di regione, pubblicamente ristori di qua, ristori di là, ma qua non si è visto niente. Ecco, per quanto riguarda invece il capitolo spogliatoio, adesso andiamo a vedere come funziona anche in quest'area, diciamo, della palestra, che sicuramente è fondamentale perché ci sono anche lì delle regole da rispettare. Per esempio, non si potrà fare la doccia, ad esempio. Sicuramente le docce vengono chiuse, ma già l'altra volta avevamo chiuso le docce. Gli spogliatoi abbiamo chiuso alcuni spogliatoi, perché alcuni armadietti, scusa, perché comunque per mantenere sempre le distanze. Oltretutto faremo entrare 5 clienti alla volta, anche perché gli spogliatoi sono belli grandi, quindi lo spazio c'è e riusciremo a gestire così. Poi man mano che andiamo avanti cerchiamo anche di capire come saranno le varie dinamiche. Eccoci qua, siamo arrivati appunto nello spogliatoi abbastanza grandi e già segnati però con l'uso degli armadietti, appunto come diceva. Sì, questo è ancora da marzo, quindi li abbiamo lasciati come eravamo prima, c'è la distanza di 1 metro fra uno e l'altro, chiaramente se ho 5 persone qui dentro non avrei neanche bisogno di chiuderli. Facciamo anche questo sforzo, sperando che poi si possa ricominciare in maniera serena, senza più tutte queste regole che alla fine della fiera, secondo me, non sono servite a niente. Ecco, lei ha anche scritto più volte appunto al Presidente della Regione per mettere a conoscenza, insomma, cose di cui lui è naturalmente a conoscenza di tutto il settore che è in crisi. Naturalmente poi insomma, questa data, se non altro, vi fa intravedere una ripartenza. Ma guarda, io ti dico sinceramente, ho avuto questi 6 mesi grosse difficoltà a livello psicologico, nel senso che per me è stata una botta non da poco. Io ho investito veramente i soldi della mia vita qui dentro e la mia attività non permetto a nessuno di chiudere e di farmi chiudere. Io ho scritto al Presidente Fedriga, ma come ho scritto una settimana fa anche a Draghi, che in qualche modo devono rimborsare i danni che hanno creato, perché è inutile chiudere delle attività senza giusta causa. Adesso spero di riuscire a ripartire, perché comunque io credo in quello che faccio. I miei colleghi, spero anche loro che riescano a ripartire serenamente, riusciamo magari con questo danno a creare un gruppo di imprenditori e farci sentire. Ecco, ci rispostiamo allora nella parte della palestra, in quella insomma con gli attrezzi, e possiamo anche vedere che ci sono poi molte aree che sono naturalmente anche queste ferme. Insomma, questa è una struttura per esempio che è parecchio grande e che quindi ha anche sì, giustamente dei costi. 1000 metri quadri qui, oltretutto le palestre lavorano tantissimo con i corsi. Io i corsi adesso attualmente sto facendo all'esterno, però anche il tempo sembra si sia messo contro di noi, perché ogni volta che faccio lezione piove, quindi riesco a tamponare così per mantenere anche i clienti vicino a noi. Ringrazio, ripeto, anche i clienti che comunque la maggior parte ci sta sostenendo anche economicamente, nel senso pagando degli abbonamenti nuovi. Io ho dovuto congelare quelli vecchi perché in questo momento, ripeto, non ho alternative. Se avessi avuto dei ristori, ben volentieri avrei fatto recuperare tutti gli abbonamenti anche subito. Oggi non me lo posso permettere. E oltretutto io non vado a fare un nuovo finanziamento, anche se lo Stato ti spinge in queste cose. Io ho già fatto il primo, quello famoso dei 25.000 euro, però io non vado a fare un altro mutuo per pagare dei debiti che non ho generato io. Assolutamente, per il 24 maggio sono già arrivate delle prenotazioni, insomma immagino che i clienti, saputa la data, subito si siano insomma, un po' fiondati per prenotare una lezione, un momento di... Certo, no, i clienti non vedevano l'ora come noi del resto, perché stare a casa chiusi comunque la gente secondo me non ne può più. Ci sono delle discrepanze in tutti i settori, come abbiamo visto e dicevo prima, i 30.000 tifosi, nessuno ha fatto niente. Io ho fatto la manifestazione qui fuori, eravamo in 15 l'ultima volta, addirittura sono venuti 2 della Digos a controllare una manifestazione pacifica dove era, in fin dei conti era un'intervista, non c'era niente di che. Spero che, sinceramente di cuore, che ci lasciano in pace lavorare e non ne abbiamo chiesto nient'altro e che comunque risarciscano i danni chi li ha creati, perché è impossibile che ognuno fa quello che vuole, oltretutto diverse attività come la mia
hanno aperto quasi da subito con gli agonisti. Io l'ho fatto 2 settimane fa, perché lo Stato permette di far entrare la gente, anche se sono 10, però che siano agonisti. Non lo trovo neanche questo corretto. Io l'ho fatto in segno di protesta da 2 settimane, infatti io 2 settimane fa ho riaperto solo agli agonisti e avevo circa una decina di persone iscritte come agonisti. Intanto è un segnale, un primo modo per ripartire, sperando, adesso ci avviamo anche alla conclusione di questa parte di screenshot, ritornando appunto... La sanificazione è stata fatta il 16 ottobre, per la seconda volta questa, per cui anche questi soldi spesi nessuno me li ha rimborsati. Con che spirito si guarda all'estate, insomma cercando di lasciarsi alle spalle questo periodo sicuramente fin troppo complicato, ecco, però insomma se c'è un messaggio di speranza d'ora in poi quale può essere? Di non ritrovarsi, immagino, in autunno nella stessa situazione. Guarda, io ti dico, non ho più intenzione di chiudere, potranno anche costringermi, ma se io chiudo definitivamente e oltretutto sono intenzionato a prendermi tutta l'attrezzatura, visto che comunque è l'unica cosa che mi è rimasta, e andarmene da un'altra parte all'estero. Perché se in Italia non posso lavorare, in Spagna non hanno mai chiuso le palestre e io ho degli amici che vivono lì. Allora, grazie a Mario Bolognesi, naturalmente questo è per quanto riguarda le palestre. Altra data attesa era quella per le piscine, c'è la data del 1° luglio per le piscine all'aperto, però potrebbe essere anche che dal 1° giugno con l'ingresso del Friuli Venezia Giulia in zona bianca anche le piscine possano riaprire all'interno. Ne parliamo dopo, subito dopo la pubblicità. Seguiteci. Seconda parte di screenshot, ci siamo spostati dalla palestra alla piscina, lo vedete qui c'è un salvagente perché c'è molta attesa anche per la ripartenza delle piscine. Dal 15 di maggio sono consentite le attività all'esterno, però purtroppo le condizioni del tempo meteorologico non hanno praticamente consentito alle persone di potersi gustare un tuffo in piscina all'aperto. C'è attesa appunto per quanto riguarda l'interno, la data è quella del 1° luglio, però ci sono delle possibilità, soprattutto nella nostra regione, che questa data venga anticipata al 1° giugno, qualora la nostra regione potesse entrare in zona bianca. Noi siamo nella piscina di Fontana Fredda, gestita da Arca Nuoto, che gestisce anche altre strutture in Friuli Venezia Giulia e nel Veneto, in compagnia di Sabina Bugna, che è la responsabile di questa struttura. Allora, la vediamo, la piscina è ancora coperta, è praticamente così da ottobre e insomma in attesa di questa data, ecco. Sì, la piscina come possiamo vedere è così dal 25 ottobre, noi eravamo abituati a viverla in maniera attiva e con vitalità, e invece è da 6 mesi che la vediamo vuota e spenta. Speriamo di avere buone notizie e che ci sia finalmente l'esito da parte della Regione con il 28 maggio e di avere quindi il benestare per poter appunto ripartire dal 1° giugno, se i dati lo permettono, essendo Friuli Venezia Giulia in zona bianca. Questo c'è da augurarselo naturalmente. Per quanto riguarda la partenza all'esterno, come dicevo prima, il tempo effettivamente non consente di stare all'aperto per il momento. No, in particolare proprio quest'anno il tempo non ha favorito la possibilità di preparare le vasche per il 15 maggio e quindi molto probabilmente anche le vasche esterne riparteranno, viste le condizioni, verso la fine di maggio. Ecco, e quindi l'attesa è però per le piscine al chiuso, per ritornare a frequentare i corsi e le attività. Quale sarà il protocollo con il quale i clienti potranno tornare a frequentare le piscine? Sì, il protocollo sarà sostanzialmente quello di prechiusura e pertanto con l'accesso all'impianto ci sarà l'igienizzazione delle mani, il distanziamento all'interno
dello spogliatoio, ricordando che tutti i propri indumenti e la borsa dovranno essere riposti all'interno di un proprio sacchetto, proprio per evitare il passaggio dei propri capi. E obbligo ovviamente di doccia saponata prima di entrare in acqua, il distanziamento che dovrà essere rispettato sia in spogliatoio che per quanto riguarda l'utilizzo delle docce, che per quanto riguarda le sedute. In effetti, se potete notare, nelle panche ci sono tutti i bollini verdi che rappresentano proprio la postazione che sia bambini che adulti devono rispettare nell'attesa del proprio turno. Ci sono differenze per quanto riguarda bambini e adulti poi nel protocollo? I bambini non potranno fare la doccia perché non sorvegliati, mentre invece, salvo modifiche, gli adulti sì, perché potranno rispettare in maniera autonoma le distanze. Ecco, regole particolari invece per quanto riguarda le corsie? Le corsie prevedono la permanenza di in sostanza 7 persone per corsia e quindi in totale vasca 56 bagnanti, mentre invece prima del protocollo diciamo sulle 80-90 persone, quindi c'è una bella riduzione del numero di utenti presenti in vasca. Ecco, immagino che il telefono squilli abbastanza frequentemente perché le persone sono interessate a capire quando possono tornare e come possono tornare in piscina. Ecco, arrivano le telefonate, ma c'è voglia di piscina. Sì, soprattutto da quando si è ricominciato a parlare di piscine al chiuso, anche se comunque c'è ancora un po' di confusione perché tra la data del 1° luglio per quanto riguarda le piscine coperte, tra quella invece che c'era del 15 maggio per le piscine scoperte c'è ancora un po' di incertezza e speriamo invece a breve di riuscire a dare informazioni certe e chiare a tutta l'utenza che ha voglia di riprendere a nuotare. E poi fare sport in generale fa bene, si sa che il nuoto in modo particolare perché consente di muovere un po' tutto il corpo. Ecco, in questi mesi molte persone, bambini, persone più anziane che frequentavano i corsi proprio per tenersi in forma sono dovute rimanere a casa magari sul divano e soffrendo anche di questa mancanza di uno sfogo fisico che tanto bene fa alla salute. Ecco, anche su questo fronte è importante fare un ragionamento. Sì, assolutamente, infatti molte persone praticavano e frequentavano l'impianto proprio per prevenzione o motivi di riabilitazione, quindi migliorare il proprio stato di salute e benessere, tant'è che tutte le attrezzature non venivano utilizzate solo per l'aspetto puramente di fitness, ma anche proprio per questioni veramente legate alla propria salute. Infatti anche i pediatri consigliano spesso il nuoto come uno degli sport che fanno appunto meglio e voi con i bambini insomma avete parecchio lavoro. Sì, è proprio vero, sempre più i bambini hanno problemi per quanto riguarda proprio il peso e pertanto l'attività in acqua, essendo attività aerobica, era veramente un'attività consigliata da parte dei pediatri e non da meno c'è anche da tenere in considerazione l'aspetto che riguarda proprio la parte di invece sicurezza in acqua, perché in quest'anno i bambini non hanno potuto imparare o migliorare la propria autonomia in acqua e questo è un grosso È un grande problema sicuramente. Sì. Anche la parte agonistica, voi avete anche una parte agonistica diciamo per i ragazzi, per i bambini e su questo magari anche a loro manca la piscina come luogo anche di competizione oltre che di svago, di socialità. Sì, il settore agonistico al momento si sta allenando nel nostro impianto di Pordenone per ovvi motivi di costi. E in questi giorni abbiamo visto anche girare molto sui social l'hashtag Salviamo le piscine, sposato anche da grandi campioni del nuoto, insomma un messaggio importante anche a livello mediatico per far capire quanto queste realtà siano veramente fondamentali. Ci accorgiamo delle cose che ci mancano proprio nel momento in cui vengono meno, ma per la piscina è proprio il caso di dirlo che è un luogo, insomma chi la frequenta ci rinuncia molto con difficoltà, ecco, per 7 mesi è stato impegnativo. Adesso c'è questo orizzonte, questa speranza, ecco, intanto sull'hashtag. Sì, è un evento che è stato portato avanti dalle federazioni e dalle associazioni delle piscine
e abbiamo avuto anche buon riscontro da parte degli atleti che in questo momento stanno partecipando ai campionati europei a Budapest e hanno veramente speso parole in favore di tutti gli impianti, ricordando, ed è proprio stato piacevole, ricordando che tutti loro sono comunque nati dai piccoli impianti. E ricordiamo anche che queste piscine non è che per 7 mesi sono state abbandonate qui, ma voi avete continuato a lavorare per tenerle manutentate, per far rispettare, penso, anche tutto il protocollo, sempre in attesa di poter ripartire. Ecco, quindi anche questo è stato un aggravio di costi che poi si è riversato su quella che è la gestione di una piscina. Sì, certo, perché comunque le bollette del gas e dell'elettricità ci sono comunque state, e come potete vedere la vasca è comunque ancora piena d'acqua e abbiamo dovuto mantenere i valori appunto normali. Abbiamo comunque dovuto continuare a fare delle manutenzioni perché è un impianto, quello natatorio, che non può essere abbandonato, ecco. Ecco, si riparte, speriamo, il 1° giugno, appunto nel caso in cui il Friuli Venezia Giulia dovesse passare in zona bianca e ci fosse l'ok per ripartire, altrimenti il 1° luglio è la data indicata. Si sa che questo è il periodo del mare, ecco, per cui dovrete scontrarvi un pochino anche con la concorrenza, se vogliamo così, di chi preferirà magari andare al mare. Ecco, non è il periodo ideale per ripartire, ma forse è un po' un primo modo per ricominciare. Sì, non sappiamo che cosa aspettarci, perché il periodo non è comunque favorevole, dato che comunque siamo un impianto al chiuso. Anche se però c'è un buon riscontro da parte di mail e di messaggi che ci arrivano per avere informazioni su quando riapriremo, perché mi sembra di capire che la voglia di rifare un tuffo in piscina sia tanta. Le attività comunque verranno riorganizzate, i corsi di fitness, di nuoto, e in particolare anche appunto per i bambini. Ci saranno anche i centri estivi che nel comune è comunque un bel punto di riferimento per le famiglie, perché nel contempo hanno appunto la possibilità di intrattenere e mantenere i bambini all'interno di un luogo sicuro, e anche quello comunque di imparare appunto a migliorare il nuoto, perché c'è inserito il corso all'interno del centro estivo. Ecco, anche con le vaccinazioni ci saranno una sorta, non si sa ancora bene, ma potrebbe esserci che in futuro arrivi una sorta di Green Pass, accedo alla piscina soltanto se sono stato vaccinato. Su questo potrebbe aiutare, essere un ostacolo? È un bel punto di domanda. Quello che si può dire è che c'è stato il via libera da parte della Regione per la prenotazione da parte degli educatori appunto ai centri estivi per poter appunto effettuare la vaccinazione, ed è già un buon punto di partenza. E poi bisognerà vedere che cosa decideranno. Certo è che il Green Pass da una parte limita e dall'altra invece ti dà la libertà di poter continuare a svolgere le attività, pertanto sarà un bello scontro. E allora in bocca al lupo a tutte le piscine, a tutte le palestre, come abbiamo visto nella prima parte di Screenshot. Grazie a Sabina Bugna che ci ha ospitato qui nella piscina di Fontana Fredda gestita da Arca Nuoto. Per questa puntata di Screenshot è tutto, l'appuntamento è a domani sera. Arrivederci.